Buonasera, ben ritrovati su Radio Adige TV a una nuova puntata dello speciale Elezioni Regionali 2025. Ospite negli studi di Verona Network oggi Carlotta Pizzighella, benvenuta. Buonasera, grazie. Si candida alle elezioni regionali con Forza Italia, ma prima ci racconti un po' il suo percorso politico, da dove arriva il suo impegno. Ma il mio impegno è relativamente recente perché la prima candidatura la faccio nel 2017. 2017 un po' per avventura, un po' per curiosità, mi candido a Verona in circoscrizione. Entro nella prima circoscrizione, ma diciamo che da subito mi è partita una sorta di passione pallino che mi ha fatto prendere la presidenza della Commissione Commercio e Turismo su Verona, ed è stato veramente stimolante perché Verona è una città che nasce su commercio e turismo, quindi una commissione veramente interessante. Ho lavorato tanto, mi sono divertita, l'ho seguita veramente con passione per 5 anni e da lì non ho più smesso. Mi sono coinvolta nelle elezioni comunali anche l'anno successivo e quest'anno l'evoluzione mi porta a pensare alla regione, pensare sempre più in maniera più ampia e questo è un po' il mio percorso. Tra l'altro mi hanno anche gratificato con l'incarico a responsabile veneto del Dipartimento Famiglia in Forza Italia e quindi ho veramente trovato un terreno fertile, un terreno ricco, che è molto stimolante in Forza Italia, e quindi oggi sono qui per quello. Ecco, appunto, il campo è quello del centrodestra, Forza Italia. Forza Italia è un partito che qualche anno fa, forse nel 2017, cominciava la sua parabola discendente, poi è, lo dicono i numeri, risalito nettamente. Quali sono le motivazioni che le hanno fatto scegliere appunto questa area politica? Ma a dirla tutta, la mia tradizione familiare mi porta a fidelizzare Forza Italia da veramente quando ero piccola. Mio papà era stato nominato Cavaliere del Lavoro, al tempo ancora con Pertini, e quindi bene o male un po' di politica si è sempre respirata. Era nell'aria. L'ascesa di Berlusconi al tempo l'abbiamo seguita in maniera molto assidua e molto costante e mi sono proprio affezionata alla figura, ma mi sono affezionata ai principi del partito. E di conseguenza ha seguito un po' il mio percorso questa rinascita di Forza Italia, perché se la passione politica si era sopita negli anni, probabilmente un po' di dormienza del partito, si è risvegliata quando il partito si è risvegliato. E riflette me stessa, cioè riflette i principi di libertà, riflette il fatto che il programma sia incentrato sulla persona, il fatto che sia un partito moderato, un partito con all'interno grande spirito garantista, liberale. Secondo me risponde molto alle esigenze dei tempi che stiamo vivendo. Ecco, guardiamo un attimo indietro ai 15 anni che si stanno chiudendo, quelli dell'epoca Zaia. Il coordinatore del suo partito regionale, Flavio Tosi, proprio da questo studio l'ha definito un regno, con chiaro intendo anche piuttosto sarcastico. Un bilancio di questa epoca che si chiude, o luci e ombre, ha detto qualcuno? Ma allora, personalmente è vero, sono veramente tanti anni, sono 3 mandati, ricordiamolo, cioè rischiava il 4º mandato questo. E non si può dire che non abbia fatto bene. Il Veneto è veramente una regione ritenuta ad alti livelli su tanti aspetti. Ritengo però che dopo 15 anni il cambio di passo sia necessario, perché secondo me la visuale si focalizza e non si pensa più in maniera alternativa. I problemi vengono trattati sempre nella stessa maniera, si vedono sempre le stesse cose. E ritengo che proprio il cambio di passo, il cambio di prospettiva sia necessario, ma è fisiologico in ogni progetto, nella gestione di tutte le cose. Il cambio di passo è necessario ad un certo punto per avere proprio una prospettiva più oggettiva. Dirò di più, i rapporti recenti che hanno visto scontri tra un commento magari dell'onorevole Tosi piuttosto che sulla sanità o su quello che sta succedendo a livello di programma della Regione Veneto ultimo. Io vorrei che non venisse colta come una critica, è oggettivo che vengono sollevati dei problemi e i problemi sono oggettivi. Allora io dico sempre,
Il tuo migliore amico, vuoi che sia quello che ti dice va tutto bene, non ti preoccupare, vai tranquillo, così va tutto bene, mentre ti schianti contro un muro? O magari il tuo migliore amico è quello che ti dice bravo, perfetto, però stai sbagliando qua, qua e qua. Questo è quello che si sta facendo. È una presa di coscienza su problemi che sono stati trattati in maniera forse sbagliata, e capire ripartiamo ancora più carichi di prima, perché ripartiamo da un terreno che è stato coltivato molto bene, ma con determinati correttivi. Questo è proprio il cambio di prospettiva necessario. Ecco, quindi le anticipo un po' la domanda che di solito faccio in chiusura, un po' come battuta. Si dice che Verona sia dimenticata in Veneto, lasciata un po' in un angolo rispetto magari a Padova, Treviso e la parte orientale. Quindi è un luogo comune o, mi sembra di capire, secondo lei c'è un po' un fondo di realtà? Ne sono convinta, è oggettivo, basta vedere la situazione nel nostro aeroporto, per fare degli esempi banali, però anche come viabilità, come collegamenti, ritengo sì, questo. Oltre alla sanità, l'altro elemento che si è un po' incancrenito e che non è stato trattato in maniera adeguata, che necessita proprio del cambio di passo, è proprio il coinvolgimento dell'Ovest del Veneto, che è stato oggettivamente dimenticato. Allora guardiamo un attimo avanti, appunto a lei è caro il tema della famiglia, appunto di cui è referente nel suo partito a livello regionale. Cosa c'è da fare per la famiglia? Ma io mi sono particolarmente focalizzata su alcuni aspetti che ritengo sia necessario coltivare a livello regionale. Prima di tutto, dunque, premessa, io faccio parte anche da circa una decina d'anni della Commissione Famiglia dell'Ordine Avvocati di Verona. Sono avvocato e sono avvocato familiarista. Quindi diciamo che mastico questo argomento a 360 gradi. E ho voluto dedicarmi principalmente ad alcuni aspetti della famiglia, intesa però come concetto estremamente trasversale, che coinvolge tutte le persone, non necessariamente il nucleo coppia, ma stiamo parlando di ogni tipo di legame relativo alla famiglia. E ho particolarmente prestato attenzione all'ambito welfare e pari opportunità, perché comunque le pari opportunità e il potenziamento anche della sfera femminile, lavorativamente parlando, che non le faccia sacrificare carriera per famiglia, è una leva socio-economica enorme se viene sfruttata e se viene ovviamente valorizzata. Poi mi è molto caro l'argomento del caregiver, che oggettivamente al giorno d'oggi è una figura su cui poggia, a mio avviso, il nostro intero sistema sociosanitario legato alle persone fragili. Bisogna assolutamente andarle incontro, bisogna assolutamente tutelarla come figura, bisogna proteggerla e riconoscerla con una normativa oltre che nazionale, anche proprio con interventi specifici regionali. Poi ritengo fondamentale l'aspetto dell'animale d'affezione, perché diciamocelo, oramai sono dei salvavita, cioè danno una carica emotiva alla persona, alla famiglia che li tiene, che è fondamentale, ma addirittura ritengo ancora più fondamentale nell'ambito proprio anche dell'anziano, delle persone fragili, cioè non per niente esiste la pet therapy, perché si riconosce quanta importanza abbiano. E su questo ritengo sia necessario aiutare le famiglie nelle spese, nel sostegno appunto al mantenimento proprio degli animali d'affezione. Ultimo, non da ultimo, la sicurezza. In ambito familiare la sicurezza è fondamentale, prima di tutto perché ritengo che uno Stato civile debba garantire la sicurezza ai propri cittadini, quindi per me sempre e comunque tutela alle forze dell'ordine, e dove si può potenziare ogni tipo di risorsa, perché le forze dell'ordine sono la nostra salvezza. Ma vorrei andare oltre, andare a pensare che si possa intervenire anche a livello culturale, nella cultura del rispetto, nella cultura del bene comune, e intervenire sui nostri adolescenti a livello di progetti con il potenziamento dell'educazione civica o progetti didattici. Però bisogna intervenire anche accogliendo e potenziando l'educazione, la cultura del rispetto sui giovani. Ecco, vorrei tornare un attimo sul tema del caregiver, perché sì, viviamo in un'epoca in cui si parla di inverno demografico, popolazione che aumenta l'età media. L'Italia è il secondo, se non sbaglio, paese al mondo dopo il Giappone per età media. Un tema importante su cosa si può incidere di più, quali sono anche magari
della sua esperienza appunto professionale le difficoltà delle famiglie, perché poi immagino quando ci si trova in certe situazioni diventa un problema trasversale per tutta la famiglia. Assolutamente, anche perché di base una persona si ritrova ad essere caregiver, non sceglie di essere caregiver, e il caregiver viene lasciato di fatto da solo. Perché nel momento in cui in ospedale ti dicono guarda è successo questo incidente, questa malattia, questa patologia alla tua persona cara, fragile, domani torna a casa. Il caregiver viene di fatto lasciato da solo, manca completamente una rete che vada a coordinare il sistema sanitario, la burocrazia, tutte le agevolazioni che ci sono, perché gli strumenti, che sia chiaro, ci sono, anzi ne abbiamo anche di molto validi. Il problema è che non c'è una rete di coordinamento. Quindi, secondo me, la persona che si ritrova la mattina a svegliarsi ed essere un caregiver è completamente senza punti di riferimento. Quindi, per me, la prima cosa sarebbe da fare proprio una regia di quello che si può avere, si può ottenere da caregiver, dalle agevolazioni alle invalidità, alle domande per qualsiasi cosa, però creare proprio una rete a sostegno. E ricordiamoci tra l'altro che la figura del caregiver purtroppo prende di norma le persone sane, familiari, che hanno circa 40-60 anni. E se tu fai un ragionamento è esattamente nel momento di massimo sviluppo lavorativo, ed è lì che tu vai ad interrompere il tuo impegno sul lavoro per stare dietro alla persona fragile. Questa conseguenza innesca un elemento, una parabola discendente per tutta la società, perché anche noi ne paghiamo il fatto che le persone non siano più produttive perché c'è un problema di questo genere. Quindi, indipendentemente dal fatto che noi abbiamo o meno una persona a casa a cui assistere o che siamo o meno caregiver, è un problema che coinvolge tutta la società e il nostro sistema socio-economico. Ecco, le chiedo una battuta un po' finale. Abbiamo parlato, torniamo a Zaia, una grande bandiera di Zaia è stata quella dell'autonomia. Secondo lei, questo giustamente lei è anche avvocato, quindi l'iter giuridico che sta avendo la legge un po' diciamo zoppicante, secondo lei come andrà a finire e se effettivamente il Veneto ha bisogno di questa autonomia differenziata? Ma a mio avviso sì, ne ha bisogno, ci sono determinati argomenti che vanno assolutamente settorializzati, determinate materie, e vorrei far notare che nel simbolo di Forza Italia abbiamo messo autonomia per il Veneto, quindi dai, insomma, il percorso è tracciato e la nostra intenzione è quella. E allora grazie a Carlotta Pizzichella per essere stata con noi questa sera insomma, se ci sarà un'elezione magari ci ritroviamo a questo tavolo per parlare dei temi molto caldi. Grazie dell'invito e grazie a voi dell'ascolto. Allora grazie a tutti i nostri telespettatori, vi invito a continuare a seguirci su Radio Adige TV e come sempre seguire i nostri canali anche social, il nostro quotidiano digitale Daily e buon proseguimento con la nostra programmazione.